Ponzano sotto shock dopo la morte del bimbo di 2 mesi per il trauma cranico riportato mentre era in braccio al papà scivolato sulle scale, straziati dal dolore i genitori. Nessun indagato per il dramma di Ponzano, per la procura si tratta di un incidente, nessuna colpa a carico del padre del bimbo, i funerali del piccino a Vasconna, paese natale della mamma. L'alluvione non ferma gli sciacalli, approfittano del caos, i ladri hanno preso di mira case e negozi ad Agordo, intanto si continua a lavorare prima dell'arrivo della neve. Sicurezza, nuove forze per le stazioni dei Carabinieri della Marca, in arrivo 24 nuovi militari, intanto denuncia il sindacato, si riduce in questura il numero dei poliziotti. Ladri in casa, attimi di paura per un'anziana a Quarto d'Altino che ai nostri microfoni lancia un appello: ridatevi almeno le fedi del matrimonio. Gasolio nel Sile, continua la bonifica dopo lo sversamento per un guasto dall'impianto di riscaldamento della Camera di Commercio, trevigiani preoccupati per l'eventuale inquinamento del Sile. A 10 anni dalla conquista del titolo mondiale di ciclismo su strada, Castelfranco sabato al Teatro Accademico festeggerà il suo campione Alessandro Ballan. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri TG. In apertura alla morte del bimbo di 2 mesi di Ponzano, fatale un trauma cranico riportato accidentalmente mentre era in braccio al papà, straziati dal dolore i genitori, mentre la nonna ripete nessun senso di colpa, è stato un tragico incidente. Quell'ultimo maledetto gradino, quello che papà Diego non si è accorto che mancava ancora per scendere la scala di casa. Non se n'è accorto perché in braccio aveva il piccolo Martino e quando ha compiuto l'ultimo passo, pensando di avere il pavimento sotto i piedi, si è trovato il vuoto, si è sbilanciato sbattendo lui contro la porta di fronte e il bambino di appena 2 mesi contro lo stipite della porta della stanza in cui mamma Sara stava stirando. Devastati da un dolore lacerante, Diego Scatena, finanziere del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, e la moglie Sara Bortoluzzi ci accolgono in casa in via Roma a Paderno a condizione che la telecamera rimanga fuori dalla porta. Con loro c'è la mamma di lui, arrivata da Gualdo Tadino, che parla di tragedia immensa e ribadisce non ci sono sensi di colpa, è stato un incidente. L'altro figlioletto di 4 anni della coppia è a scuola. Per fortuna, ci dice il papà, non era in casa al momento dell'incidente. Piano piano gli si dovrà raccontare la verità, che il piccolo Martino non c'è più, morto alla vigilia del suo onomastico per il gravissimo trauma cranico riportato. Non sono caduto, non sono ruzzolato, ci ripete Diego, che ci mostra le scale, quel gradino di cui non si è accorto, sullo stipite l'immagine di una Madonnina. Racconta quegli istanti già riferiti più volte, prima al posto di polizia dell'ospedale di Padova, poi ai carabinieri. Eventuali responsabilità penali sarà la procura di Treviso a doverle accertare, ma tutto è marginale, tutto è secondario. Per la prima volta da giorni stanotte sono riusciti a dormire. C'è il dolore, ma ci sono anche le cose pratiche da fare. Abbiamo parlato con il parroco, abbiamo visto la tomba. Proprio il parroco in chiesa domenica aveva dato la notizia invitando la comunità a pregare per questa giovane famiglia colpita da una disgrazia tanto banale quanto crudele. Sui banchi anche il sindaco di Ponzano, Monia Bianchin, che ricorda quegli istanti. Io non ho veramente, non dico parole, ma non ho avuto neanche pensieri in quel momento, se non quello di pensare ai genitori che stanno attraversando veramente una tragedia. E il mio pensiero in questo momento come sindaco, ma soprattutto come persona, va a loro, alla famiglia che in qualche maniera dovrà trovare la forza e il coraggio di andare avanti. Lo stesso sconcerto a Vascon, dove vive la famiglia di Sara, nella casa in fondo alla stradina ancora i fiocchi azzurri sul cancello per festeggiare la nascita di Martino il 13 settembre, lo stesso giorno della mamma. Il fiocco con il suo nome, tutto si è fermato nel brusco passaggio, dalla gioia al pianto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione, per qualsiasi cosa, per qualsiasi necessità avessero, siamo a loro completa disposizione. È una notizia che giuro ha segnato profondamente la comunità. È vero, non era una famiglia originaria, conosciuta nel territorio, ma questo non vuole dire niente. Quando c'è di mezzo, lo sappiamo, i bambini, la comunità si stringe veramente attorno ai genitori e in questo caso un pensiero particolare anche al fratellino.
Ed è notizia di oggi che la Procura della Repubblica di Padova ha deciso di non iscrivere nel registro degli indagati il padre del piccolo, ritenendo si sia trattato di un incidente e non ravvisando nessuna colpa a suo carico. Decisione che dovrebbe accelerare anche il rilascio del nulla osta alla sepoltura del piccolo Martino. I funerali, per volontà della famiglia, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Vascon di Carbonera, paese natale della mamma Sara, e sempre nel piccolo cimitero di Vascon il bimbo riposerà. A celebrare le esequie, presumibilmente giovedì o venerdì, sarà il parroco di Ponzano, Don Roberto Cavalli. Ed ora torniamo a parlare della montagna veneta bellunese, in particolare devastata dall'ondata di maltempo. Tanti gesti di solidarietà in queste ore, ma anche quelli ignobili di chi approfitta del caos per andare a rubare nelle case. Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti al dramma dell'alluvione. Approfittando della confusione che ancora regna nell'Agordino devastato dal maltempo, i ladri come avvoltoi hanno saccheggiato 2 abitazioni ed un negozio di gioielli di Agordo. Hanno arraffato 1.500 euro e 2 pistole in una casa, 1.000 euro nell'altra ed un prezioso anello nella gioielleria. Indagano le forze dell'ordine, costrette ad occuparsi anche di questi gesti ignobili in un territorio che in questo momento ha ancora un enorme bisogno di aiuto e sostegno. Quello che oggi ha chiesto al governo il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, visitando le zone disastrate. Il sistema imprenditoriale veneto è pronto ad offrire la propria solidarietà ed il proprio contributo a cittadini ed imprese del bellunese, ma, ha detto Zoppas, chiediamo anche al governo di mettere le imprese nelle condizioni di affrontare il picco di lavoro necessario alla rimozione dell'impressionante quantità di alberi falciati dal vento. C'è bisogno di una deroga al decreto unità sulla parte della flessibilità, evidentemente queste aziende non riescono a portare a termine il loro lavoro o poi naturalmente avrebbero delle conseguenze sull'organico strutturale. Intanto nelle valli si continua a lavorare incessantemente, perché se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare prima che arrivi la neve. Di grave c'è da ripristinare la viabilità in tutte quelle zone dove magari un ponte è crollato, dare un ponte provvisorio affinché anche le frazioni più lontane possano non abbandonare le case, perché non ci si potrebbe più arrivare. Poi sono quelle di dare l'acqua con stabilità nella zona più a nord di Roccapietore, perché in questo momento ancora hanno un depuratore provvisorio, quindi si spera che invece arrivi il ripristino dell'acquedotto, e poi anche verificare che la corrente elettrica non ceda alla prima nevicata come successe tanto tempo fa. Ed ancora dalla montagna alla nostra trasmissione Ring ieri sera, dove l'assessore regionale Bottaccin ha dichiarato che ricostruiremo l'acquedotto di Roccapietore in 40 giorni. Intanto il sindaco della località devastata, collegato dalla piazza con cittadini e imprenditori, ha detto ci vorranno 5 anni per tornare alla normalità. Abbiamo situazioni complesse tipo quella dell'acquedotto di Roccapietore, che assolutamente deve essere ripristinato, e come ha detto al ministro Di Maio i tempi tecnici per farlo sono 40 giorni. Se dovessimo seguire l'iter normale ci vorrebbe 1 anno e mezzo, ovviamente non possiamo attendere. Ci sono 7 imprese che stanno lavorando sulla nuova tratta di acquedotto, ovviamente in deroga. La sfida è contro il tempo, la sfida è contro anche l'avversità atmosferica, che qui da noi può essere anche abbastanza importante. Già a novembre può nevicare anche molto, e se nevica molto è davvero un grosso problema. Siamo stati a spalar fango dal primo giorno fino ad oggi praticamente, quindi c'è ancora molto lavoro da fare. Quando avremo un attimo di tempo quantificheremo anche i danni, però sicuramente sono molto ingenti. Quindi spero che tutti i politici che sono stati qui giustamente in visita facciano seguire i fatti alle parole. Sì. La caparbietà nostra l'abbiamo dimostrata adesso e la dimostreremo anche nei prossimi 5 anni nella ricostruzione vera, perché non sarà una cosa immediata. Qui i danni sono ingenti, io penso ci vogliono 5 che possiamo quantificare in non meno di 200 milioni. Ma per mettere a posto tutto come era prima sicuramente. Bisogna assolutamente escludere il fatto che questi danni siano dovuti a una gestione errata
della foresta nei tempi passati. Cioè, le dicono, sono caduti tutti questi alberi perché non si è fatto cura in questo tempo. Assolutamente non deve essere pensato. Perché? Assolutamente. Perché c'erano 217 km all'ora di vento, le dice. Appunto, e quindi... non c'è nessun albero che riesce a resistere a più di 120-130 km all'ora, qualsiasi sia la gestione forestale. E torniamo a parlare di sicurezza in provincia di Treviso, perché sono in arrivo nuovi carabinieri, 24 per il territorio della Marca trevigiana. Intanto però, denuncia il sindacato di polizia, si riduce in questura il numero dei poliziotti. Comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, provengono dagli istituti di formazione dell'Arma e saranno tutti assegnati, fa sapere il comandante provinciale Gaetano Vitucci, alle stazioni della Marca, così da ripianare gli organici in sofferenza. Nuove risorse che consentiranno un maggior controllo del territorio, spiegano da via Cornarotta, a testimonianza dell'impegno totale da parte dell'Arma in tema di ordine e sicurezza pubblica, come ha provato anche la vicinanza alla popolazione dimostrata durante la grave ondata di maltempo che ha colpito il territorio veneto. Buone notizie per i carabinieri, dunque, meno buone secondo il sindacato SILP CGIL Treviso per la polizia. Sulla sicurezza il governo del cambiamento si sta rivelando il governo del cambia niente, attacca il segretario provinciale Stefano Bianco. Se nel 2014 la questura di Treviso contava 291 dipendenti, negli ultimi 4 anni sono diminuiti fino a 251, ben 40 in meno. Nel 2018 già 16 pensionamenti e altri 3 entro l'anno. Tutto questo inserito in un contesto, quello della legge di bilancio, che non prevede risorse e novità per i poliziotti nonostante le promesse e gli annunci, conclude Bianco, che rilancia sul territorio trevigiano la campagna di mobilitazione nazionale con lo slogan "Cambiamo la manovra". Ladri in casa, attimi di paura per un'anziana di Quarto d'Altino che rivolge un appello ai ladri: ridatemi almeno le fedi del matrimonio. L'80enne Maddalena Golfetto è ancora sconvolta e trattiene le lacrime a stento. I malviventi entrati di pomeriggio a casa sua dalla terrazza di una cameretta al primo piano di via Leopardi, a 2 passi dal centro di Quarto d'Altino, le hanno messo sottosopra l'intero appartamento per cercare i pochi averi che la pensionata teneva in casa. Hanno portato via tutto l'oro, indumenti, soldi e più di tutto che mi interessa sono le fedi. Fra i vestiti erano nascoste alcune banconote, ma quello a cui teneva di più la signora Maddalena non sono gli oggetti in oro e di contanti. La donna al nostro microfono confida la sua rabbia. I malviventi, oltre a lavorare indisturbati, una volta entrati nel bagno hanno trovato un portagioie dove erano riposte le 2 vere del matrimonio e con gli occhi lucidi ci confida: le fedi erano state saldate insieme, non posso rimanere senza quel ricordo. Sono andati in bagno, hanno trovato questa scatoletta che c'erano dentro gli orecchini, l'orologio e queste fedi. Le fedi erano particolari, perché? Perché erano affettivi per me. Se i malviventi hanno un cuore, dovrebbero capire ed avere la bontà di restituirmi quei pochi grammi d'oro che certamente a loro non cambieranno la vita. Vivo sola e quell'anello è il mio ricordo più caro. E io non è che ho paura, ho rabbia. Dentro di me c'è tanta rabbia, tanta, perché non deve succedere queste cose. Nello stesso giorno a Quarto d'Altino la banda di malviventi ha compiuto un vero e proprio raid entrando in altre 2 case. L'indomani stessa missione e a farne le spese questa volta sono state altre famiglie. Fino alle 6 penso che sono stati qua da me e dopo altre famiglie. Quante? 2. Il giorno dopo anche? E il giorno dopo un'altre 2. Sono molti i residenti allarmati che chiedono, visto l'intensificarsi dei furti negli appartamenti, un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine. Un 29enne albanese pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri di Mogliano per detenzione abusiva di armi e munizionamento. Rintracciato in un bed and breakfast, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 risultata rubata nel Vicentino a gennaio. Secondo i militari, la notte tra domenica e lunedì l'uomo, insieme ad un complice romeno di 24 anni, avrebbe fatto irruzione in un'abitazione
abitazione di Mogliano minacciando con la pistola la sua ex compagna, una prostituta, costringendola così a seguirli nel loro domicilio temporaneo. I due sono stati quindi denunciati per porto e detenzione di arma da fuoco, violazione di domicilio aggravata, minaccia grave e violenza privata. L'arrestato ha poi patteggiato 2 anni di reclusione. Gasolio nel Sile, continua la bonifica dopo lo sversamento ieri di 3 metri cubi di carburante per un guasto dall'impianto di riscaldamento della Camera di Commercio di Treviso. Vediamo. Tecnici ancora al lavoro in Riviera Margherita a Treviso per arginare lo sversamento di gasolio nel fiume Sile, una perdita conseguente al guasto di una vecchia tubatura dell'edificio che ospita la Camera di Commercio in piazza Borsa, tubo che fa da raccordo tra la cisterna del carburante e la caldaia dello stabile. La falla è stata riparata già ieri, comunica il presidente della Camera di Commercio di Treviso, Mario Pozza. Resta il problema della bonifica del gasolio che si è infiltrato nel terreno. Le operazioni sono state affidate ad una ditta specializzata. Stamane sul posto anche i vigili del fuoco di Treviso che hanno sostituito le panne assorbenti posizionate ieri, i tecnici del settore ambiente del comune di Treviso, l'ARPAV e la polizia locale. Le operazioni non sono passate certo inosservate ai molti trevigiani che si chiedevano cosa fosse successo in uno degli angoli più suggestivi del Sile in città, anche perché non è la prima volta che accade. Lo scorso febbraio un ingente sversamento di gasolio finì nel Sile dalle poste centrali, inquinando una vasta area del fiume in lungo Sile Mattei. È un fiume che passa al centro di Treviso, si vede un po' dappertutto. È impossibile che succedano sempre queste cose, perché l'errore può succedere casualmente, però bisogna avere dei controlli come si deve. Evidentemente i palazzi sono talmente vecchi che non hanno nessun sistema di sicurezza. Ed ora vediamo insieme le immagini dell'incendio di un camion verificatosi poco dopo le 18 in via San Michele a Casale sul Sile. Si tratta della motrice del furgone di un corriere della ditta Bartolini che era in transito lungo la strada. I vigili del fuoco di Treviso, accorsi sul posto assieme ai carabinieri, hanno spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno. 1 anno di pena per furto e ricettazione all'ex Miss Padania Benedetta Mironici di Preganziol. 1 anno di reclusione è la pena patteggiata dalla 35enne di Preganziol Benedetta Mironici, eletta nel 2007 Miss Padania, a processo a Treviso con l'accusa di furto e ricettazione. Niente sospensione della pena, avendo lei già dei precedenti. La Mironici era stata arrestata a luglio insieme al 48enne Federico Marini. Erano stati sorpresi ad armeggiare intorno al furgone di un idraulico parcheggiato in strada nel quartiere di Sant'Antonino. Gli agenti erano riusciti a bloccare solo Marini, un terzo complice era invece fuggito, mentre ad attendere poco distante i 2 in macchina c'era la 35enne pronta per la fuga. Nella loro abitazione erano state poi trovate e sequestrate centinaia tra chiavi inglesi, cacciaviti, materiali per l'edilizia e una moto rubata pochi giorni prima a Jesolo, da qui l'accusa di furto e ricettazione. La donna era stata protagonista nel 2012 di un altro fatto di cronaca. Aveva denunciato l'allora compagno accusandolo di averla massacrata di botte durante una vacanza in Kenya, salvo poi ritirare la querela e farlo assolvere. E c'è anche un'altra notizia di cronaca che leggiamo insieme dal sito di Treviso Today: i controlli nelle scuole e ai giardinetti, sequestrati 4 etti di marijuana ed hashish, la polizia con i cani antidroga al liceo artistico a Treviso e al Fanno di Conegliano. Droga rinvenuta ai giardinetti Mazzotti a pochi passi dalle mura cittadine, era il deposito di alcuni pusher. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, la sanità, perché l'ambulatorio di vulnologia rimarrà aperto una volta a settimana a Padernello. Esultano gli anziani che avevano fatto sentire la loro voce attraverso la nostra emittente. Speriamo che sia valida questa protesta, perché insomma
e gli fa tante robe valide e adesso per cosa che distrugge una roba che funziona qui e basta, non mi interessa niente altro. È stata una coppia di anziani a chiamare la nostra emittente e spiegare la situazione. Ai nostri microfoni lo sfogo di chi sarebbe stato impossibilitato a raggiungere Borgocavalli per effettuare le cure e le medicazioni, e la protesta è stata accolta. L'ambulatorio di vulnologia rimarrà aperto almeno una volta a settimana nel distretto sanitario di Padernello. Abbiamo pensato bene di lasciare una giornata per gli anziani che possono tranquillamente afferire al distretto di Padernello per fare le cure vulnologiche, quindi sì, assolutamente abbiamo mantenuto questa giornata. A dover ricorrere alle cure di questo medico specialista sono soprattutto gli anziani e i malati di diabete. Inizialmente il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, aveva proposto di trovare un trasporto una volta a settimana per portare i pazienti da Padernello a Treviso, proposta che però sarebbe risultato troppo difficoltosa per gli anziani, così la decisione. Era una protesta, diciamo, corretta, perché ci hanno posto un problema e quando il problema è serio ed è comprensibile cerchiamo di agevolare le persone, per cui abbiamo deciso come organizzazione, in accordo col sindaco, di poter appunto lasciare una giornata a Padernello. Il cartello ora è stato tolto, si spera, ci dicono gli anziani, che un giorno a settimana possa bastare, ma almeno è un inizio. La cronaca sindacale ora, perché Pasta Zara cederà al ramo d'azienda di Muggia ad un investitore industriale, mentre gli impianti di Riese Pio X e di Rovato nel Bresciano rimarranno sotto il controllo della famiglia fondatrice Bragagnolo. Lo hanno comunicato oggi le organizzazioni sindacali al termine di un lungo confronto con la proprietà che si è svolto nella sede di Assindustria Veneto Centro di Treviso. Il piano industriale, che dovrebbe concludere la fase di concordato in bianco riconosciuta alla società la scorsa primavera dal Tribunale fallimentare di Treviso, dovrà essere presentato alla magistratura il 7 dicembre per l'approvazione. Ai lavoratori di Riese e Rovato è stato anche spiegato, sarà chiesta la rinuncia al premio di risultato per i prossimi 5 anni, questione che sarà proposta in una serie di assemblee di stabilimento da svolgersi entro questa settimana. Il gruppo avrebbe anche escluso l'ingresso nel capitale di investitori finanziari. Dalle indiscrezioni più ricorrenti delle ultime settimane non smentite, ad acquisire lo stabilimento triestino potrebbe essere il gruppo alimentare Barilla. A 10 anni dalla conquista del titolo mondiale di ciclismo su strada, Castelfranco sabato celebrerà al Teatro Accademico il suo campione, Alessandro Ballan. Vai Ballan, vai, sei solo! È una giornata che mi ha cambiato la vita, anche se penso di essere ancora quello di prima. 28 settembre 2008, Varese. L'ultimo ciclista italiano a conquistare il titolo mondiale su strada è figlio della Marca, o meglio della Castellana. Alessandro Ballan sulla cima del mondo e un popolo di appassionati in festa quando l'eroe torna a casa. 10 anni fa, sembra ieri, 2 lustri da festeggiare. La sua Castelfranco lo farà sabato al Teatro Accademico, una festa mondiale per Alessandro. È un castellano e quindi era giusto celebrare quel momento nel migliore dei modi. Io ho avuto modo di dire che ci sono momenti in cui la storia lascia dei segni attraverso simboli, attraverso numeri, attraverso frasi. 51-151 ricorda Francesco Moser e il suo record dell'ora. Un uomo solo al comando, la sua maglia bianco-celesti, il suo nome è Fausto Coppi, ricorda l'impresa di Fausto Coppi. Vai Alessandro, non ti voltare, ricorda l'impresa di Alessandro ben 10 anni fa. Me lo hanno chiesto in molti, confessa emozionato Ballan, e grazie al comune tutto questo diventerà realtà, per amore di una città che non ha mai voluto lasciare. Diciamo che avevo avuto opportunità di prendere residenze fuori, all'estero, però ho sempre voluto stare a Castelfranco perché Castelfranco è la mia città, ho la mia famiglia, mi piace passeggiare nella piazza di Castelfranco, quindi mi piace proprio viverla. Una serata in collaborazione con il Panathlon Club di Castelfranco, un'occasione anche per parlare di sicurezza sulla strada, per chi sale sulle 2 ruote. Da 2 anni mi sono messo in prima linea per proporre questa legge sul sorpasso al ciclista a 1,5 metri e quindi c'era l'opportunità di fare questa collaborazione con le vittime della strada. Abbiamo colto l'occasione per dare anche un po' più di senso a questa mia serata. Ed
Ed era questo l'ultimo servizio, tra pochissimo torna 20:10, ospite questa sera di Ferdinando Avarino, il sindaco di Treviso, Mario Conte. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto locali foschie o nebbie al mattino, sulle pianure ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso coperto un po' su tutte le province ma in genere senza ulteriori conseguenze. Maggiori schiarite a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 8 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso, non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 10 e 11 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento sulle aree meridionali. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 18 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.